Buonasera a tutti e benvenuti a tutti voi presenti qui al Centro Dono Torino Zanon e anche ai numerosi genitori collegati in streaming dall'aula accademica dell'Istituto San Gaetano qui vicino. Voglio partire dai ringraziamenti. Il primo ringraziamento doveroso nei confronti della Regione Veneto, qui rappresentata dal dottor Romano, il dottor Menin e la dottoressa Lisa Conforto, per aver finanziato progetti di orientamento innovativi e rivolti, oltre ai ragazzi e agli allievi, anche alle famiglie e per aver permesso quindi la realizzazione di questo evento. Offrire alle famiglie gli strumenti necessari per orientarsi nel panorama educativo e sociale attuale significa permettere loro di fare scelte consapevoli e di garantire un percorso di crescita per tutti i ragazzi. Vogliamo tendere verso una società che mette al centro la persona, la famiglia e la comunità. Ringrazio poi il sindaco di Vicenza, il dottor Possamai, e tutta l'amministrazione comunale, che si è dimostrata sempre disponibile e sensibile nei confronti di iniziative della rete Orienta Insieme. Un grande ringraziamento poi alla professoressa Barbara Olper, coordinatrice da tantissimi anni della rete Orienta Insieme, e alle mie colleghe, la professoressa Mazzucco e la professoressa Antonella Grolla, per aver pensato e organizzato questo momento di condivisione col dottor Pellai. Saremo brevi nei saluti iniziali, lascio la parola al sindaco di Vicenza, il dottor Possamai, per un saluto. Buonasera, davvero solo un saluto, la consegna è quella di essere brevi, per cui sarò brevissimo, però mi faceva piacere sottolineare l'importanza e la bontà dell'iniziativa di questa sera, che sta dentro a un percorso, ma penso ne parlerà il dottor Romano, della Regione Veneto, appunto il progetto Orientati, ma c'è una rete sul territorio, mi riferisco ovviamente prima di tutto a Orienta Insieme, che da tanti anni fa un lavoro importante sull'orientamento scolastico, è una rete che si sta allargando sempre più forte, con un principio di fondo, e cioè che l'orientamento scolastico per funzionare ha bisogno di alleanze, cioè ha bisogno che scuola, famiglia, istituzioni, anche mondo del lavoro in prospettiva si sappiano parlare e sappiano costruire questi percorsi, perché le famiglie e le ragazze e i ragazzi non restino da soli di fronte alla scelta e abbiano tutti gli strumenti per compiere. Prima chi mi ha preceduto ha parlato di scelta consapevole, ecco, il tema della scelta consapevole, quindi di quale significato abbia scegliere un percorso invece che un altro, e soprattutto di quali siano i criteri per arrivare a scegliere un percorso. Per cui in questo senso anche la presenza qui questa sera così varia e qualificata ha anche il senso di dare questo messaggio, cioè che l'orientamento scolastico è un lavoro di rete ed è un lavoro di squadra che ci coinvolge tutte e tutti e che solo in questo modo può essere efficace. Per cui grazie davvero per aver voluto questo momento e buon ascolto e buon pomeriggio a tutti. Bene, buon pomeriggio anche da parte mia. Mi porto i saluti dell'assessore Valeria Mantovan e devo dire mi fa particolarmente piacere essere qui. Tantissimi anni fa, la prima attività che ho seguito, non dico quanti anni perché sono passati un po', è stato l'orientamento, quindi ci tenevo a essere presente almeno ad uno degli 11 incontri che stiamo facendo. Questo è il quinto, ho scelto questo perché devo dire, volevo sentire come genitore l'intervento che farà poi Alberto Pellai, lo dico sinceramente, però a parte questa battuta, questa è una delle attività principali che facciamo come Regione, finanziata dal Fondo Sociale Europeo. Abbiamo messo tante risorse, tante persone che ci lavorano, 17 reti di orientamento che vuol dire scuole, centri di formazione, centri per l'impiego, comuni che lavorano insieme in rete da molti anni. È una delle attività credo che ci dà
più soddisfazioni, perché insomma, lo dico come genitore, qui credo che siate tutti genitori, il momento della scelta della scuola è uno dei momenti insomma, più difficili che vivono i nostri figli e che viviamo noi come genitori. E del resto devo dire la riflessione che abbiamo fatto, anche cambiando in alcuni casi l'intervento che abbiamo previsto di fare e di finanziare le reti di orientamento, tiene conto anche di alcuni dati, no? che abbiamo visto e su cui abbiamo fatto delle riflessioni. Ad esempio che il 45% dei ragazzi neodiplomati intervistati, dati al laurea, non rifarebbe la scelta che ha fatto, un dato molto importante, stiamo parlando di un dato molto alto. Il 44% degli studenti della scuola secondaria primo grado non ha seguito il consiglio orientativo. In molti casi, quasi oltre il 60%, la scelta post terza media è stata fatta dalla famiglia. Quindi alcune di queste riflessioni che adesso vi ho detto in un minuto, perché non voglio togliere spazio, ci ha spinto a fare dei cambiamenti importanti verso le famiglie delle scuole medie superiori, e per questo che abbiamo organizzato questi incontri nel territorio. Questo è il quinto, poi ne seguiranno altre. E voglio dare solo un numero, perché credo che sia importante anche per capire la rilevanza di questo intervento. Vi dicevo, siamo partiti nel 2017, quindi colgo l'occasione anche per ringraziare gli operatori dei nostri centri che con così tanta passione, questo è un centro insomma, di eccellenza, è bellissimo, fanno questa attività. Abbiamo coinvolto in questi anni 62.000 persone, con l'attività che è in corso ne raggiungeremo altre 60.000, quindi ovviamente uno sforzo importante, perché il nostro insomma, obiettivo è quello ovviamente di supportare nella scelta che poi ovviamente i ragazzi autonomamente, accompagnati o meno insomma, delle famiglie, faranno. Quindi insomma, solo per darvi questo saluto, insomma adesso sentiamo l'intervento. Grazie. La coordinatrice di Orienta Insieme, Barbara Olper. Allora, buonasera a tutti. Questa sera il professor Pellai affronterà la tematica della preadolescenza e adolescenza, periodo in cui emerge una grande fragilità e confusione nei nostri ragazzi, e periodo in cui i genitori devono in qualche maniera passare dal ruolo di pilota a copilota, in un frangente in cui c'è anche la scelta scolastica. Questa iniziativa rientra, come vi hanno già detto, in un vasto programma di iniziative regionale, in cui non voglio soffermarmi perché altrimenti perdiamo tempo, però di fatto c'è stato un impegno notevolissimo, per cui sono state erogate alle scuole una miriade di servizi, fra cui faccio notare laboratori orientativi, formazione dei docenti, che fra l'altro è caduta in un momento storico con le nuove linee guida dell'orientamento, per cui abbiamo potuto anticipare tutta una serie di problematiche prima che fossero date le indicazioni ministeriali, e quindi i nostri ragazzi, i vostri figli hanno potuto usufruire di tutta una formazione dedicata e pensata appositamente per loro e costruita appositamente in questo nuovo quadro. E dopo ci sono tutta una serie di iniziative che destiniamo ai genitori, ma di fatto sono tutte su tematiche che abbiamo condiviso con il territorio e cui contribuiscono tutti gli attori del territorio. Detto questo, io lascio subito la parola al professor Pellai e lo ringrazio per aver aderito alla nostra iniziativa. Buonasera a tutti, io ho il piacevole compito questa sera di moderare l'incontro e di introdurre il dottor Pellai. Dico piacevole perché una quindicina d'anni fa, mentre ascoltavo una trasmissione radiofonica che si chiama Questa casa non è un albergo, che probabilmente avrete sentito su Radio 24, non mi perdevo una puntata, era tutti i sabati ed era una delle prime, forse la primissima trasmissione che parlava di educazione e che si rivolgeva al grande pubblico. E già quella volta io capivo che il dottor Pellai aveva un pregio, che era quello di riuscire a farsi capire da tutti. Quindi noi questa sera siamo fortunati perché abbiamo uno specialista che introduce delle tematiche a cui pensiamo tutti quotidianamente, ma ce ne parlerà in modo tale da rendere tutto estremamente comprensibile. E come ha appena detto Barbara Olper, quando
noi siamo qui questa sera ad un evento che si chiama Evento Moltiplicatore, che è l'evento clou, ma è un evento che porta con sé tutta una serie di altri interventi formativi. Ecco, a suo tempo dovevamo scegliere di cosa occuparci, c'erano molte parole che ruotavano intorno alle nostre riflessioni, e forse la parola autonomia è quella che ci ha colto maggiormente. Autonomia insieme ad orientamento, insieme a scelta, sono delle tematiche a cui, se siete presenti qui questa sera, si pensa spesso e volentieri. A volte si pensa che i ragazzi debbano essere completamente autonomi nel fare alcune scelte, a volte si pensa che debbano essere guidati, però nel momento in cui bisogna guidarli si fa molto fatica, perché loro vogliono scegliere da sole, ma poi fanno fatica, prendono delle decisioni a volte in modo molto veloce, facendosi condizionare da tutta una serie infinita di elementi, di condizionamenti, di scelte degli amici. Il gruppo dei pari influisce tantissimo nelle loro scelte. Non ci chiedono direttamente aiuto perché hanno paura, però l'adulto deve essere in grado di leggere i segnali e le non richieste, che in realtà possono essere delle richieste. Quindi io partirei subito nel fare una domanda al dottor Pellai, che è medico, psicoterapeuta, specialista in sanità pubblica, ha scritto numerosissimi articoli e libri adatti al pubblico di specialisti o al grande pubblico. Chiederei subito come ci si deve comportare di fronte alla trasformazione che gli adolescenti, i ragazzi attuano nella loro vita rispetto alle tematiche dell'autonomia. I ragazzi di oggi come stanno cambiando rispetto a questa tematica? Vogliono ancora essere autonomi o questa autonomia comincia a essere meno richiesta perché chiedono magari di essere protetti ancora di più? D'accordo, intanto grazie di questa occasione di dialogo e di confronto con i genitori, con chi si occupa insomma della crescita. Oggi è davvero importantissimo rimettere proprio il pensiero, la riflessione sull'educazione al centro dell'attenzione della comunità, perché è come se ci fossimo un po' distratti. Chi di voi in questo tempo, in queste settimane, io sono stato travolto da messaggi di genitori che avevano visto la serie Adolescence, rimanendone turbatissimi, e vi faccio notare che avrebbe dovuto intitolarsi Pre-Adolescence, cioè parla di un tredicenne, Jamie, e parla di proprio di un pre-adolescente che ha lo sguardo, il viso, il corpo di un bambino, cioè che è dentro un mondo da grande dove tutto avviene velocissimamente. Uno dice: no, guarda che autonomia che ha acquisito rispetto a tanti temi della vita. E poi, proprio usando come codice, no, la parola autonomia, noi vediamo nelle scene finali, non spoilerò niente perché è tutto narrato, è proprio, bisogna seguire il flusso del dialogo, ma vediamo un papà che piange disperatamente nella camera da letto di suo figlio tredicenne, che da quella camera parecchi mesi prima è stato portato via una mattina da un corpo speciale di polizia che ha fatto irruzione come quando si entra nella casa di un terrorista, immaginando che lui fosse il presunto assassino di una sua coetanea compagna di scuola. E quello di cui ci accorgiamo è che un ragazzo che forse ha tenuto in mano un pugnale con cui ha ucciso una ragazza a 13 anni è lo stesso ragazzo che nella notte dopo forse aver tenuto in mano quel pugnale ha dormito abbracciato a un peluche, a un orsetto di peluche. No? Un paradosso incredibile che secondo me fotografa tantissimo il tema della crescita oggi. Cominciamo a dire cosa dovrebbe essere la crescita, e in questo io ho usato tanto la parola allenamento alla vita nell'ultimo anno, nell'ultimo mese l'ho declinata nella narrazione dei 3 movimenti, cioè quando ci nascono dei figli e li accompagniamo poi nel tempo della crescita, devono avvenire 3 movimenti. Ogni anno noi dovremmo vedere questi movimenti sempre più intensi e sempre più radicati nella vita di un figlio. Il primo è il movimento da dentro a fuori,
Quindi dallo spazio ristretto e protetto della propria casa, del proprio piccolo quartiere, la crescita è proprio un alzare lo sguardo sul mondo fuori, e il mondo fuori che vado conquistando, prima per un bambino sotto i 6 anni, è il nido e la scuola dell'infanzia, e poi le case della sua famiglia allargata, poi arriva la scuola primaria e si apre tutta un'attenzione al mondo, poi c'è la secondaria di primo grado e abbiamo le biciclette, si esce in autonomia verso territori dove non necessariamente si è accompagnati dagli adulti, ed ecco allora che il secondo movimento è da protezione ad esplorazione, cioè la crescita dovrebbe essere un tempo affamato di esploratività, cioè proprio dove cercare, ricercare, esplorare, sviluppare tantissimo la curiosità è un bisogno, ed è un bisogno che chiaramente va in qualche modo accompagnato, sostenuto e accompagnato, a volte va anche contenuto, però è un bisogno importantissimo, e se noi facciamo avvenire queste due cose, cioè il movimento da dentro a fuori e il movimento da protezione e esplorazione, quello che succede è che un figlio da dipendente progressivamente diventa autonomo, cioè conquista davvero sul campo abilità e competenze con cui poi sa muovere, sa dirigere i suoi passi, ecco, verso l'adultità, perché progressivamente si individua e si mette a fuoco, ma deve fare un sacco di esperimenti. Ora, quello che è accaduto in realtà, se la domanda è cosa è accaduto in questo tempo e perché, noi genitori del terzo millennio, uso proprio un noi che mi riguarda, io ho fatto nascere e crescere 4 figli dopo il 2000. I miei figli appartengono alla generazione Z, adesso la mia più piccola ha 16 anni, quindi io ho quasi scavallato, tra un po' faccio gli incontri sulla nonnità, sul diventare nonni, e però in questi ultimi 25 anni ho davvero tanto abitato il tempo della crescita per il mestiere che faccio, e questa è la dimensione professionale, ma poi per la persona che sono, questa è stata proprio la mia sfida umana, e tenere insieme i pezzi si sono molto anche nutriti a vicenda, e ho proprio avvertito come una persona che sa le cose della crescita. Ho avvertito che sapere, il mio sapere, era affaticatissimo in un tempo in cui veniva chiesto un saper fare, un saper essere, che non corrisponde al sapere classico che noi abbiamo sull'età evolutiva. Credo che questo è un po' anche il messaggio che manda la serie Adolescence e che perturba tantissimo noi genitori, no? Sappiamo tante cose della crescita, abbiamo cambiato i copioni da cui proveniamo. Il papà racconta, no, che fatica è stata per lui essere il figlio di un papà che non si era posto le stesse domande che si è posto lui una volta diventato papà, eppure è come se questa cosa qua non basta a sostenere la crescita dei nostri figli e permettere loro di diventare autonomi in un modo sano. Per me il dato deflagrante, che è un dato che riguarda l'adolescenza, ed è uno dei dati che oggi racconto di più perché di per sé è la sintesi di tutto. Il dato deflagrante su cui riflettere intorno al concetto di autonomia è stato andare a vedere che cosa accade ai diciottenni che si iscrivono al percorso per la patente. Oggi sono la metà di quelli che 10 anni fa chiedevano la patente, cioè avere dimezzato la percentuale di diciottenni che compiendo 18 anni aspirano a fare il percorso per ottenere la patente, secondo me è la fotografia, ecco, di qualche cosa per cui vale la pena essere qua a parlare di educazione, a parlare di orientamento, a parlare di sostegno alla crescita, perché se penso a un diciottenne che non aspira, non desidera, sogna ragazzo, sogna, non sogna di fare la patente, ecco che lì dentro io vedo una crepa
che rischia di essere frantumazione rispetto al proprio progetto di vita. Cioè, che cosa accade? Perché sogna, ragazzo, sogna, cioè il sogno è mosso dal desiderio di qualcosa che non c'è e che devi andare a costruire. La parola desiderio è una parola meravigliosa perché etimologicamente è senza stelle, cioè un cielo nero, buio, dove però tu sei costretto oppure sei desiderante continuare a guardare in alto perché sai che le stelle arriveranno, no? Quindi desiderio è aspirare a qualcosa che non c'è ma che speri che ci sarà, e la parola speranza ha fatto benissimo Papa Francesco a sceglierla quest'anno come la parola chiave del Giubileo, perché è proprio una parola di cui il mondo è affamato, di cui la crescita deve essere affamata, ed è chiaro che se sei speranzoso tu fai i salti, ti butti, cioè la crescita alla fine è proprio un saltare dentro un ignoto, sentendo che non vale la pena avere paura del rischio o dell'errore correlato a quel salto, perché nel saltare ti potrebbe accadere qualcosa per cui vale la pena esporsi alla fatica. Penso all'orientamento, quante volte le scelte vengono fatte nella logica di proteggere una presunta fatica a farcela del proprio figlio, cioè non è un investimento sulle competenze da mettere in gioco, che magari sono presenti, sono ben documentate nel consiglio orientativo, ma a volte diventa fare una roba non troppo difficile, no? Che ci consente di... Io rifletto molto su quello che è accaduto ai nati nel 2008, perché lì è successa una roba pazzesca. I nati nel 2008 sono quelli che hanno fatto la seconda e la terza media del lockdown, quindi hanno fatto tantissima scuola secondaria di primo grado da remoto attraverso lo schermo, e quindi erano veramente poco preparati al grande salto, ma non voleva dire che non ce l'avrebbero fatta, voleva dire che si erano allenati sui 100 metri mentre la scuola secondaria di secondo grado chiedeva di correre la maratona. A Milano è accaduto che alla consegna delle pagelle del primo quadrimestre in moltissime scuole c'è stato, nell'arco di 2 settimane, ne ha parlato il Corriere e la Repubblica, l'evaporazione di 60-80 studenti nell'arco di 14 giorni. Date le pagelle, chiaramente non avevano sui voti che probabilmente l'intero sistema si aspettava, come se il voto fosse l'unico indicatore, no? A quel punto portati via i figli o ritirati i figli, portati altrove, come se 2 o 3 sezioni scomparissero all'improvviso, che chiaramente è una mossa difensiva, protettiva, molto spinta dalla paura, però mi verrebbe dire: ma quanti di quei 60-80 avrebbero potuto proseguire un allenamento complesso, avrebbero potuto sentire che ce la potevano fare? Cioè, perché tutto così veloce in funzione della pagella? Cioè va veramente molto, e mi viene anche da dire che se tu hai corso i 100 metri e devi correre la maratona, potrebbe servire un anno di rinforzo e poi riparti e sei pronto per. Detto questo, è chiaro che qua dentro c'è anche tutta un'attitudine del mondo adulto con un'ansia che è protettiva e performativa al tempo stesso, che spesso ci toglie la capacità di guardare davvero dov'è il nostro ragazzo o la nostra ragazza. Sento che questo è un tempo sfidante rispetto all'autonomia, perché il desiderio di sé, cioè di immaginare, no, se stessi nel proprio percorso di crescita, è fortemente contaminato dall'ansia di non fare mai un errore, di non sbagliare, di non avere inciampi, di non avere cadute, e questa roba qua potremmo domandarci: dov'è che l'abbiamo imparata? Dov'è che abbiamo imparato che l'età evolutiva deve essere una sequenza, no, di successi, e non va avanti anche un po'
apprendendo dall'esperienza dell'errore, attenzione, non fare gli errori per forza, ma tollerare e rinforzare dentro all'esperienza dell'errore le competenze che non possono essere smascherate, che non le hai se non vai incontro al fatto che potresti anche fare degli errori, cioè l'errore è un indicatore della crescita che ancora non hai e che quindi ti sta aspettando. Questa roba qua comincia alle elementari, correggere tutti i compiti del tuo bambino, così al mattino consegni il compito perfetto al maestro o alla maestra. Sarà un autogol questa roba qua, no? Perché se noi immaginiamo che il nostro bambino deve conquistare l'idea di un sé autonomo e competente, la prima cosa che deve fare quel bambino è avere consapevolezza della propria fragilità, della propria area di crescita che va sviluppata. Se adesso provo a farvi questo esempio che fa molto sorridere e poi andiamo avanti a fare domande e risposte, perché mi sono allargato su questa domanda, ma giustamente è una parola chiave su cui muoversi. E me la raccontava un docente, guarda caso, proprio di prima superiore. Che cosa racconta? Racconta che ha fatto un'interrogazione a uno studente, gli ha dato 5,5 e che è arrivato il genitore proprio trafelatissimo con una richiesta di colloquio urgente. Questo genitore era fuori di sé perché diceva al prof come, in qualche modo era come ha osato dargli 5,5. Guardi che noi abbiamo studiato come dei matti il pomeriggio prima dell'interrogazione. Io le posso assicurare che mio figlio, cioè il suo studente, sapeva tutto, glielo posso garantire, guardi, facciamo una prova, mi interroghi. Ok, che se guardate ci fa sorridere questa cosa, ma se io entro nel mondo interno di questo genitore è chiaro che sento la sua ferita, cioè il suo dolore di non essere riuscito o riuscita a sostenere la vittoria di un figlio, che però raccontata così, no? Il mi interroghi, vuol proprio dire che quel voto lo prendiamo in due, che la conquista della sua autonomia serve a tenere me genitore, no? Vitale, vivo, cioè è chiaro, no? Questo è un tempo, lei è la generazione ansiosa, ma se il mio voto distrugge emotivamente il mio adulto di riferimento, io con un brutto voto mi sento un serial killer e quindi mi verranno attacchi di panico, mi verranno ansia, quindi questo sento, cioè considerato che questa è chiamata, no, la generazione ansiosa, e magari mi allungo ancora un po' su questo concetto perché è troppo importante, cioè l'adolescenza e sostenere i nostri figli nel salto da preadolescenza ad adolescenza, e poi magari approfondiremo alcune caratteristiche specifiche proprio del tempo 10-14, ma l'adolescenza è il tempo in cui i figli sono proprio quella roba lì, sogna ragazzo, sogna, e puntano sulla conquista dell'autonomia. Quindi da sempre il figlio adolescente è un problema per il genitore, perché si comporta come un Mustang selvaggio, affamato di che cosa? Di fuori, di autonomia e di esplorazione. E l'adulto di solito come operazione fa l'esatto, lo imbriglia, no? Perché gli dice con calma, io vedo dei pericoli che tu non vedi, io devo ridurre il rischio a cui tu non sai pensare, eccetera, eccetera. La cosa che è accaduta oggi è che non abbiamo, che l'adolescenza non è più il tempo del figlio Mustang. Cioè, se un tempo il castigo peggiore ad un figlio adolescente era dirgli vai in camera tua, ed era la prigione. Oggi dire vai in camera tua a un figlio, grazie mamma, grazie papà, non vedevo l'ora, non posso andare, sono lì a mangiare, siamo a tavola 5 minuti e al 6° minuto posso andare in camera mia, no? Chiudersi dentro in uno spazio che fino a 12 anni fa era la prigione, oggi è diventato invece la massima aspirazione, no? Ed è chiaro che questa cosa qua è proprio un cambio antropologico,
generato da qualcosa che non funziona nel tempo della crescita, perché fa smettere proprio di sognare il se stesso nel mondo, fa smettere di sognare che dovrei litigare con la mamma e il papà per chiedere prima la bicicletta in preadolescenza e poi il motorino. E dovrebbero essere questi conflitti, no, che non hanno a che fare col profitto scolastico, e qua dentro c'è un po', ecco, probabilmente anche il codice, il copione di noi genitori, ma se un figlio conquista la sua autonomia, poi io devo star seduto sul divano ad aspettare che rientri e mi viene l'ansia. Devo geolocalizzarlo, devo chiamarlo, devo sperare che non si faccia male. Queste sono operazioni che gli adulti hanno sempre fatto con i figli adolescenti, li imbrigliavano, li fermavano, a volte li mandavano in camera loro, ma permettevano a un figlio di andare fuori nel mondo. Di solito i papà andavano a dormire, le mamme stavano sveglie sul divano ad aspettare che i figli rientrassero. Se passava un'ambulanza non ci mettevamo a chiamare tutti gli ospedali per vedere se il ricoverato era... Si aspettava l'ora limite del rientro. Il figlio, sapendo che c'era un'ora limite, doveva decidere se su quello dava obbedienza al genitore o trasgrediva, ma è chiaro che se trasgrediva poi c'era tutto un lavoro di ridefinizione della fiducia e dell'autonomia che ti veniva accordato. Quindi un processo dinamico giocato dentro al gioco dell'interazione con un mondo adulto che ha un potere su di te, un potere di darti il limite, di definire il confine, e che però non comprime, non reprime il tuo bisogno di autonomia, perché è intrinseco nel tuo bisogno di diventare grande. Ecco, credo che dentro all'orientamento c'è una visione generale, c'è proprio una cornice generale di crescita, per cui oggi è comunque necessario pensarci bene, ma al tempo stesso sembra più faticoso che in passato, perché oggi diventare grandi è effettivamente più faticoso che in passato, e noi adulti dobbiamo un po' cambiare le regole del gioco. Infatti adesso volevo proprio chiedere una cosa che riguarda la questione degli adulti, perché mentre ha parlato mi ha colpito molto la questione della patente, ma d'altra parte non deve stupire, visto che oggi ci sono sempre più adolescenti che non sanno proprio andare in bicicletta, ad esempio. L'altro giorno in una mia prima liceo ho fatto un sondaggio: su 28 studenti, 25 non sanno leggere l'ora dell'orologio. 25. D'altra parte guardano l'ora sul telefonino. Ma ci sono anche quindi 50 genitori che non se ne sono accorti di questa cosa, che prevede un po' di autonomia. E mi è venuta in mente un'altra cosa che ho visto stamattina, ma che purtroppo vedo tutte le mattine. Davanti a scuola, nel liceo che insegno, arrivano i genitori che portano gli studenti a scuola in macchina, sempre di più, una volta non capitava così spesso, si fermano esattamente davanti, pur dovendo fare una strada che rende molto complessa la questione degli ingorghi. Scende il genitore, apre il bagagliaio, prende lo zaino, lo mette nelle spalle degli studenti e molto spesso dà un bacino. E io questa cosa qua, andando a scuola in bicicletta, la vedo ripetuta in 3 scuole superiori, anche non solo di prima. E allora mi collego alla questione del desiderio, e il significato bellissimo di questa parola, che appunto vuol dire assenza delle stelle e quindi assenza di un qualcosa che sogniamo. Però mi viene in mente proprio come si fa a desiderare qualcosa se viviamo in una società del tutto subito e gratis. Perché molto spesso si chiede a questi ragazzi che cosa sogni e non sanno cosa rispondere. Forse hanno troppo? Sono molto, decisamente, come dicono gli inglesi, too much. Cioè, e qua, adesso la mia mente, perché non ci siamo accordati sulle domande, lui sa le domande, io non so se so le risposte. Non so neanche le domande. Ma sono bellissime, cioè sono talmente ricche che poi il mio cervello ha delle immagini, cioè partirei proprio da questo, perché è bellissima questa... Cioè bellissima, ci fa riflettere, perché quando noi vediamo, no, un genitore che ti porta davanti, ti apre il bagagliaio, ti mette lo zaino sulle spalle, ti dà un bacino, cioè non è che vediamo una brutta cosa, vediamo una cosa bellissima, cioè un genitore che ama tanto.
ma quella roba lì è fuori fase, cioè ha senso alla scuola primaria, non ha più senso alla scuola secondaria di secondo grado. E sia chiaro che non è che non è bello farla accadere anche lì, perché noi ci guardiamo e diciamo ma io e te, figlio mio, siamo una roba, nessuno ci farà fuori, no? Da tanto bene che ci vogliamo. Ma è proprio questa la cosa che deve accadere, cioè avere tutti e due paura che può arrivare qualcosa che ti può fare fuori e non ci sono io a darti il bacino, a darti lo zaino, perché ci sei tu ed eventualmente mi dovrai chiamare, dovrai sentire prima la paura, dovrai capire se ce la fai, dovrai frantumare tutto un sistema di certezze che se rimangono intoccate perché sono io che le gestisco e te le garantisco, tu non diventi mai grande e rimani bambino. Quindi è un po' quella roba che accade fortissimo quando un figlio entra in preadolescenza e in realtà il genitore si accorge della mostrificazione del figlio adolescente, no? Non c'è più il patatone che c'era prima, è arrivato il mostro e per convincersi che però non è così mostro prova a coccolarlo, no? E quindi tu ti avvicini a sto figlio preadolescente, gli fai le coccole come quando era alle scuole elementari, ma lui ti manda via, se è sano, ti manda via, cioè dice no, ne hai bisogno tu, ma non è un bisogno mio. Poi ogni tanto si mette lui con la testa sulle ginocchia a dire fammi un grattino, te lo dice lui però, cioè quando ce l'ha eventualmente bisogno lui, ma non puoi fare tu quella roba lì, quindi diventa un lavoro anche doloroso perché è proprio un lavoro di separazione, cioè io non posso più essere la mamma chioccia, il papà che ti protegge, tu non puoi essere più il mio pulcino, perché trattare uno alto 1,70 m o 1,80 m come un pulcino è proprio una roba che non funziona, no? E su questi elementi mi verrebbe da dire il sistema va perturbato di più, cioè oggettivamente è un sistema che chiede più perturbazione. Cito di frequente, io l'ho trovato nel libro di Jonathan Haidt, questo esperimento che si chiama Biosfera 2 e che è gestito, non c'entra niente con la genitorialità, ma dentro tutta una serie di cose che per noi genitori sono importantissime, ed è di un team di ricercatori che in Arizona prende un grandissimo terreno e lo trasforma in un vivario, cioè in una sorta di serra protetta, e l'obiettivo di questi ricercatori nella prima fase di Biosfera 2 è quello di realizzare la foresta perfetta, dentro però un setting artificiale, non naturale. Quindi cosa fanno? Dentro a questo appezzamento generano un sistema di protezione, poi creano attraverso un sistema computerizzato l'algoritmo perfetto di 3 variabili che sono la temperatura, l'umidità e la luminosità nella sequenza delle 4 stagioni. Quindi quello che accadrà è che in questa zona protetta, dopo la semina, noi vedremo anno dopo anno crescere una foresta che sarà la foresta perfetta perché tutto viene tenuto sotto controllo. Quindi ogni giorno avremo la migliore temperatura, la miglior luminosità e la migliore umidità in relazione ai parametri delle stagioni, della sequenza delle stagioni. Cosa accade in questo esperimento? Accade che dopo la semina cominciano gli arbusti, poi gli alberelli, poi gli alberi diventano adolescenti e poi manca il salto finale all'albero adulto che però non avviene, muore tutto. Quindi uno dice ma com'è possibile, no? Curo tutto alla perfezione, arriviamo a quello stadio della crescita dove manca solo il salto finale, eppure invece il salto finale non avviene. E quello che spiegano questi ricercatori è che proprio la perfezione con cui è stato tenuto tutto sotto controllo ha fatto sì che non si generassero gli sbalzi di temperatura, che sono l'origine della ventilazione delle correnti d'aria, che sono elementi che sbattono sul tronco dell'albero in crescita, aumentando da una parte
la forza con cui le cellule del tronco si coalizzano fra di loro, quindi i sistemi di coesione cellulare. Inoltre le perturbazioni meccaniche trasmesse per via verticale dal tronco all'albero quando arriva il vento, che fa oscillare il tronco degli alberi, sono in realtà dei potenziatori della forza con cui le radici si attaccano al terreno e forniscono quella resilienza all'albero che gli permette di diventare adulto e di resistere poi alle sfide, no, dell'ambiente esterno, che è una metafora incredibile. Perché che cosa è accaduto? Cioè noi abbiamo generato molto probabilmente questo mondo di ipercura, iperattenzione, ci siamo dati un sacco da fare rispetto al fatto che i nostri figli dovessero essere tanto protetti e tanto felici, ci siamo dati tanto da fare noi, e questa è probabilmente una di quelle cose su cui dobbiamo rivederci. Cioè se io penso non è che prima era meglio, cioè non è fare i confronti, noi dobbiamo dire a noi stessi, mamma e papà, di quali adulti hanno bisogno i nostri figli per crescere bene. Allora, se io penso a me che venivo interrogato e prendevo 5,5 in un'interrogazione per cui avevo molto studiato, ecco, mio padre era molto impietoso col mio 5,5 e non faceva un bel lavoro. Io passavo 10 minuti tremendi e avevo chiarissimo che non sarebbe mai andato a spiegare al mio prof, guardi, le garantisco che abbiamo studiato, non l'avrebbe mai fatto, e fondamentalmente attribuiva a me la responsabilità di quell'insuccesso, proprio non gli passava per l'anticamera del cervello che il prof era brutto e cattivo. Ma allo stesso tempo la cosa che sperimentavo io è che dopo quei 10 minuti terribili mio padre rientrava nella sua vita e aveva le sue robe da fare, cioè i miei voti, mi diceva, sono roba tua, la tua scuola è roba tua, datti da fare tu. Non mi faceva l'applauso, no? Quando le cose non andavano male, ma quando andavano male non si frantumava lui, rimaneva super integro perché aveva la sua vita. Ed è come se a me dicesse, ragazzo mio, fatti la tua, perché è troppo importante. Quindi fine del discorso. Oggi effettivamente noi con questo moto, no, molto, molto intenso con cui ci muoviamo nella direzione dei nostri figli, e sentiamo di dover fare, purtroppo la letteratura sulla genitorialità ci ha descritto un po' per come siamo, cioè non ci ha dato degli aggettivi di genitori adulti, ci ha detto genitori elicottero, ci ha detto genitori spazzaneve, cioè ci continua a fotografare, oggi ci chiama genitori radar e geolocalizzatori, ci continua a dire siete costantemente lì a tenere sotto controllo tutto quello che riguarda, no, la vita dei vostri figli, come se dipendesse da voi che le loro cose vanno bene. Se tu hai un figlio all'università a 400 km di distanza da dove sei tu e lo geolocalizzi per vedere dove è andato durante il pomeriggio, è chiaro che probabilmente quella roba lì serve a te, ma non serve a niente a lui, e siccome non gli serve, devi imparare a pensarti non più desideroso di fare quella roba lì. Se hai un figlio che va a scuola, io ho un consiglio per tanti genitori ansiosi, è proprio per toglierci questa roba che i voti diventano tutto, è togliersi le app del registro elettronico, perché vedere un genitore che va anche 20 volte in una mattina a vedere se gli hanno dato il voto, ma respirate, fate entrare aria nei polmoni, arriverà il figlio a casa e se ha preso un voto ce lo dice lui, ce lo racconta lui, non è un vantaggio per noi genitori, è proprio una roba che è come se la sua carriera è controllata da noi, nel momento in cui, soprattutto alle superiori, la sua carriera deve essere controllata da lui e deve diventare qualcosa di cui parla con noi, avendone contezza, costruendo i significati e gli indicatori del suo percorso. È un salto in avanti non da poco che bisogna imparare a fare. Noi abbiamo molti più strumenti tecnologici e digitali oggi per stare. Io vivo in provincia di Varese, sono molto colpito perché in effetti confiniamo col Canton Ticino, ma le scuole del Canton Ticino, una nazione super avanti, no? Su 1000 cose, i genitori non hanno nessuna conoscenza dei voti del figlio.
alla scuola superiore, quindi vale quello che il figlio ti racconta e la scuola non ti fa sapere niente. Nel momento in cui ti chiamerà è perché c'è qualcosa da dire, ma dà per implicito che tutto quello che succede te lo giochi tra te e tuo figlio. E oggettivamente lasciatemi dire che non vanno allo sbando gli adolescenti del Canton Ticino perché i genitori non sono a conoscenza puntuale attraverso il registro elettronico della loro carriera scolastica. L'ultimo tema che ci tengo un po' a sottolineare, che ha molto a che fare, no, con quella piacevolezza, quella bellezza di me che ti accompagno, tiro fuori lo zaino, te lo metto sulle spalle, cioè tutto un pezzo di fatica che facciamo noi al posto loro, cioè questa scena prosegue, è un continuum con la scena, non so, io sono andato tante volte a prendere i miei figli fuori dalla scuola primaria e non ho mai messo il loro zaino sulle spalle, non l'ho proprio mai fatto per scelta educativa, anche perché ne avrei dovuti portare 3 in alcune situazioni, che dico ognuno porta il suo. E mi viene da dire, no, ma cosa gli tiriamo via dalle spalle? Perché a volte ce li mettiamo sulle spalle noi per fare 100 metri, andare alla macchina e poi guidare per tornare a casa, no? Come se quei 100 metri con sullo zaino sulle spalle fossero troppo, una fatica troppo. E tra l'altro vedo a volte, no, uno alto 1,70 m della quinta elementare che butta lo zaino sulla nonna alta 1,55 m che ha già lo zaino della seconda elementare per fare che cosa? La nonna 2 zaini e lui tira fuori uno smartphone e si mette a guardare dentro allo smartphone. Ma qual è il vantaggio? Qual è il motivo? Qual è la ragione per cui non gli diciamo, ma scusami, facciamo che arrivi alla macchina tenendoti. Io proprio poco, credo un mese e mezzo fa, in una scuola c'è stata, questa è una secondaria di primo grado, c'è stata un gruppo di genitori che ha mosso questo movimento, che gli zaini sono troppo pesanti, i libri di carta troppo pesanti e noi vogliamo i libri dentro al tablet, quindi vogliamo una scuola digitale con il tablet, così gli zaini non sono così pesanti. Vi fermo su questa roba qua perché la prima cosa è, se uno zaino è troppo pesante per la schiena di un figlio, questa informazione noi genitori l'avremmo già ricevuta dal pediatra che fa i bilanci di salute. Il pediatra valuta i dismorfismi e paramorfismi della colonna e lo zaino pesante è un problema per bambini che hanno problemi di se non hanno un problema di quel tipo lì. Lo zaino è solo un problema di come te lo metti sulle spalle, come lo allacci con gli spallacci, ma non provoca dismorfismi o paramorfismi della colonna. Seconda cosa, ma davvero un 11enne, un 12enne, un 13enne non ce la fa? Non so, uno pensa che deve fare 12 km, no? Per un cammino di Santiago, ma esce dal cancello e a volte deve andare alla macchina, no? E la terza cosa è questo, che la ricerca oggi ci dice che i libri dentro al tablet producono un apprendimento infinitamente di peggiore qualità rispetto al libro cartaceo, e quindi qua dentro io trovo il paradosso, no? Per proteggere un figlio dal peso dello zaino che ha dentro i migliori libri per apprendere, noi gli mettiamo in mano i libri meno indicati per l'apprendimento per sollevarlo dalla fatica di portare sulle spalle uno zaino pesante. Questa è quella roba che noi dobbiamo imparare tutti insieme a cambiare nel nostro modo di guardare la crescita. Dobbiamo sentire che essere adulti dentro alla vita dei nostri figli e permettere a loro il sogna ragazzo sogna e tirarli fuori dalla logica del piacere, della protezione e della gratificazione istantanea e metterli dentro. Quando l'anno scorso ho scelto la parola allenare alla vita, per me sono stati di super ispirazione gli allenatori sportivi dei miei figli. Per quale motivo? Perché io dicevo, dico a mio figlio Jacopo, porta fuori la pattumiera, 5 minuti tra andate lì, sono stanco, no? Quindi dover mettere in piedi, poi lo porti a fare l'allenamento sportivo 2 ore,
torna, esce, sale sulla macchina per andare, oggi mi ha ucciso. Non andarci più, Jacopo, meglio un figlio vivo che morto, no? Se ti ha fatto fare una fatica che ti ha ucciso, stai vivo, e invece la volta dopo è lì, come un soldato pronto ad andare, e guai, e tra l'altro ti dice, tu gli dici pronto Jacopo a mangiare, aspetta, aspetta, il mister non si può arrivare con un minuto di ritardo. Lo dico, ma porca miseria, ma guarda gli allenatori che vantaggio hanno, tutti sanno dall'inizio che se vai da loro ti fanno fare fatica, ti fanno sudare e questi continuano ad andarci. Allora non è la fatica la cosa che li spaventa, no? Ma è che l'adulto che non sostiene il fare fatica è un adulto con cui poi loro entrano nel territorio della riduzione, della gratificazione istantanea. Ci conviene tenere un po' la postura dell'allenatore e investire sul fatto che ce la faranno invece che sul fatto del proteggerli troppo. Grazie per la risposta. Stavo pensando, tra l'altro, che l'immediata notifica del voto ai genitori per via del registro elettronico impedisce lo sviluppo di quello straordinario esercizio creativo su cui all'epoca siamo diventati tutti massimi esperti, che era l'elaborare e l'inventarsi la balla del secolo da raccontare ai genitori sul perché avevamo preso 4, 5, 3 o 2. Beh, no? io con 4 figli so che la balla del secolo è sempre quella, il prof non ha capito niente, ha sbagliato tutto il prof, e quindi io su quello rispondo, guarda, io non ho il potere di cambiare il prof, se riesci a cambiarlo tu, dal prossimo compito in classe saranno tutti voti bellissimi, se ti resta quel prof, siccome non lo puoi cambiare, cambia tu, perché non potendo cambiare il prof dovrai trovare un altro modo per fare il tuo compito. Visto che siamo arrivati un po' all'argomento scuola, no? Nel momento della scelta, ad esempio nel passaggio tra le secondarie, di primo grado, dalle medie alle superiori, gli studenti si trovano di fronte tutto un colpo a 1000 mondi nuovi. Io ultimamente sto dicendo qualche anno che avrebbero bisogno della quarta media perché veramente si perdono. Però questi 1000 mondi nuovi che hanno davanti a sé, ripeto, non li conoscono, a volte non li hanno mai visti fuori da questa sorta di catalogo. E mi chiedo, secondo lei possiamo provare a redare una sorta di decalogo esperienziale di cose, di esperienze che gli adolescenti, i preadolescenti, i bambini devono aver fatto, devono poter fare con o senza i genitori, che sono delle cose importanti che, così come si facevano una volta, le si potrebbe ricominciare a fare anche adesso, perché aiutano a comprendere meglio il mondo e a saperlo gestire meglio. Non lo so, in Veneto abbiamo un detto che dice saltavo i fossi per lungo, che significa fare le avventure, ok? In cui a volte si sbagliava qualcosa, si doveva ricominciare tutto, si costruivano le zatte per attraversare il fiume, adesso sia mai arriva il TG5 in 5 minuti e arrestano i genitori per abbandono dei minori. Ma ci sono delle pratiche esperienziali che sono state abbandonate che potrebbero ritornare utili per imparare a crescere, per imparare a comprendere meglio il mondo? Questa credo che sia una domanda chiave, cioè io presumo che i nostri figli della vita reale, parlo proprio a partire da me, non è che io ho trovato la ricetta, però i nostri figli quando devono fare scelte orientative che servono un po' a costruire i prerequisiti e le premesse per la loro vita futura, non è che non hanno la visione del loro futuro, non hanno proprio la visione del principio di realtà. Cosa conoscono del principio di realtà? Cioè, non so, a volte si perdono addirittura dentro al perimetro di 1 chilometro della loro comunità in cui sono nati e cresciuti e che sono stati portati in giro da quando erano piccoli, ma sempre accompagnati, quindi non hanno guardato niente, non hanno visto niente, non hanno memorizzato niente, e penso che il tema grande è proprio questo, cioè qual è l'allenamento alla vita che noi gli diamo dentro al principio di realtà. Su questo io posso fare questo esempio che è anche molto diverso, cioè quello che dovrebbero imparare i ragazzi è a orientarsi prima di tutto nella vita, ancora prima che nella scelta della scuola, no? Orientarsi, tenere lo sguardo aperto sul mondo,
essere competenti nel gestire un po' tutte le relazioni, sia quelle belle, accoglienti, positive, sia quelle un po' urticanti, faticose, conflittuali, che non è un compito facile, ma questa roba qua nel gioco da cortile, nel gioco del parco, nella squadra sportiva, più o meno poi è sempre entrata, no? Dentro la vita di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, giochi a nascondino, giochi a bandiera, se sei in casa giochi a Monopoli, litighi, ripari, sistemi, ti devi mettere d'accordo, devi fare le squadre, devi gestire tutta una serie di robe che oggi effettivamente non fanno più, intanto perché fuori nel mondo non c'è più nessuno, cioè al massimo riesci a fare una squadra per conto, giocare a calcio e bim bum bam fare le squadre, bisognerebbe aver lì almeno 10 bambini per fare 2 squadre da 5, dove sono 10 bambini nel mondo moderno, no? E l'altro aspetto è che un po', no, tutte le loro attività sono diventate molto addestrative, c'è sempre un adulto che sa come vanno fatte le cose, quindi ti addestra a farle secondo un protocollo che ti viene consegnato, al quale tu ti adegui. Manca quello spazio, che è uno spazio in cui io vado, mi oriento, mi metto alla prova, mi relaziono, mi confronto. Altro aspetto, credo che quella cosa lì che c'è nella domanda è legata a quante responsabilità noi siamo in grado di attribuire o di affidare ai nostri figli in funzione del loro anno di nascita, cioè quando sei bambino sei effettivamente pochissimo autonomo e molto dipendente, perché non ti posso dare molte responsabilità. La responsabilità che ti potrei dare, no, tra i 5 e i 6 anni è mettere a posto i giochi e i giocattoli nella tua camera dopo che ci hai giocato, ma già questa sembra un'impresa impossibile. Ragionavo con alcuni genitori sui comportamenti sessuali dei figli, no? E vedevo, a parte che sono molto meno esplorativi sulla sessualità reale, ma in alcuni casi quelli che sono sessualmente attivi tra i 14 e i 17 anni lo fanno tutto nella prescrizione dell'adulto, che per fare sì che tutto sia protetto, pulito, al sabato esce, gli manca solo che gli mettano i petali di rosa sul letto, no? Gli dicono: io sabato pomeriggio vado via, quindi se vuoi far venire il tuo ragazzo o la tua ragazza, un po' il patto implicito è quella roba lì, no? Che avete il vostro spazio. E a volte chiedo a quei genitori lì, dico: voi gli date il letto per avere un rapporto sessuale, ma quel letto lì se lo fanno alla mattina prima di andare a scuola? Perché se è un letto in cui ci fai le cose da grande e non hai mai neanche imparato a farti il letto, c'è qualcosa che non funziona nello sdoganamento del principio di autonomia. Qual è l'autonomia che stai consegnando a tuo figlio? Cioè la sessualità agita è una roba adultizzante, cioè tu fai le cose da grandi perché sogni di diventare grande, perché generi un noi dentro una coppia che ti serve proprio per lo sgancio dal luogo della coppia che ti ha messo al mondo e che invece ti tratta come un pulcino. Ma se tu gli metti dentro un dispositivo adultizzante con la strategia del pulcino, noi non andiamo da nessuna parte. Mentre parlavo di tutta sta roba mi sono dimenticato la domanda d'origine, ho fatto troppo. La domanda era il decalogo esperienziale, alcune esperienze. Ok, Quindi allora, una potrebbe essere non preparare il letto, che se lo vadano a cercare loro da qualche parte. Oppure si reintroduce la camporella. Dico, ma sarà una roba che se uno si sente pronto per, cioè faranno un pezzo di fatica per conquistare un pezzo di piacere, altrimenti è come dire: basta che ho il biglietto per entrare in Beauty Farm. Vi racconto questa cosa che è accaduta nella nostra vita, e questo è il nostro figlio Pietro, ma ve lo racconto perché non riguarda solo noi come famiglia, ma riguarda proprio tutta la comunità dei genitori del mondo adulto in cui siamo inseriti. Pietro, il nostro terzo figlio, nella vacanza tra quinta elementare e prima media, c'è dato questo: lui aveva ricevuto dalle sue maestre come compiti delle vacanze il libro dei compiti delle vacanze, quel solito che aveva fatto in terza e in quarta, arriva il libro della quinta, lui ci guarda e ci dice: usa la sua autonomia, col cavolo che faccio
quei compiti delle vacanze lì, perché è inutile che faccio quel libro che tanto non me lo corregge nessuno. Quindi io non lo faccio e diciamo, mamma mia, no, che punta di autonomia. Benissimo Pietro, allora inventati un nuovo compito delle vacanze. Il tuo nuovo compito delle vacanze deve prevedere responsabilità, ti devi prendere la responsabilità di qualcosa che è impegnativo, che non hai mai fatto prima perché stai crescendo, possibilmente che ha un servizio che ci riguarda, che dà un vantaggio anche a tutti noi, oppure che dà un vantaggio a te, cresci nella, nelle tue competenze, che ne so, imparare una lingua straniera, studiare uno strumento musicale. Tu vai, pensaci e poi dici. Quindi il signor Pietro Pellai va nel pensatoio, torna indietro e ci dà il suo annuncio. Ho deciso qual è il mio compito delle vacanze. Qual è, Pietro? Andrò a farvi la spesa tutti i giorni all'ipermercato che dista circa 1 chilometro da casa nostra. E lì noi ci siamo frizzati, no? Si dice in termine tecnico, congelati, perché in effetti voi non vedete mai un undicenne che è in giro da solo a fare la spesa. Io però riflettevo, cioè la domanda che mi sono fatto io è: ma Pietro sta chiedendo una roba specifica sul suo livello di competenza che un undicenne dovrebbe essere in grado di fare, oppure sta chiedendo una cosa fuori fase, come se mi avesse detto: guido la tua macchina e ti vado a fare io la benzina tutte le volte che è il serbatoio. Quindi rifletto su di me e dicevo: ma porca miseria, ma io all'età di Pietro facevo la spesa tutti i giorni, in estate per la mia mamma e il mio papà, cioè ha chiesto proprio una roba che più fase specifica di così non si può, solo che il tempo moderno ha decretato che gli undicenni non sono abili ad andare a fare la spesa. Pietro ha chiesto di andare al Gigante a fare la spesa perché è venuto decine di volte con noi a fare la spesa, cioè era in una posizione di dipendenza, poteva solo obbedire alle nostre richieste e quindi qua ci chiede di fare qualcosa in autonomia, lo farà lui per noi. Quindi dopo molto, pensate che incubo in casa nostra, io sono psicoterapeuta, mia moglie è psicopedagogista, un incubo, cioè i figli non ne vengono fuori vivi. Detto questo, riflettiamo che dare autonomia vuol dire far fare le cose giuste al momento giusto. Pietro è molto bravo ad andare in bicicletta, lo abbiamo allenato, Pietro conosce l'ambiente del Gigante, quindi investiamo. Pietro non ha lo smartphone perché in casa nostra hanno avuto lo smartphone tutti alla fine della terza media, quindi in realtà gli costruiamo un percorso, ogni giorno gli daremo uno zainetto, non dovrà comprare le 6 bottiglie d'acqua, no? 8 cose. La mamma il primo giorno gli mette nelle 8 cose gli anacardi che io avrei preso al reparto detersivi, non sapevo davvero neanche che cosa fossero. 8 cose ogni giorno da prendere, gli diamo l'orario, gli diciamo che lui parte più o meno alle 9:30, alle 11 deve essere a casa. Se alle 10:35, 10:40 non hai finito la raccolta delle 8 cose, vai alla cassa, non c'è problema. Gli diamo per quell'uscita il mio smartphone oppure quello della Barbara e poi siamo lì ad attendere che torni a casa. È stato duro ai primi 2 o 3 giorni vedere Pietro con la bici, con lo zainetto. Da una parte dici: mamma mia, il nostro bambino sta diventando grande, dall'altra l'ansia. Ce la farà lo smartphone che resta a casa, se suona la prima cosa che guardiamo è se c'è scritto Alberto e Barbara, perché non c'era scritto Pietro, c'era il nome di uno dei 2 adulti. In realtà Pietro primo giorno torna a casa e che cosa ci dice? Ci dice: adesso venite su, io vi metto giù sul tavolo la spesa. Il libro delle vacanze non me lo correggevano, quindi cosa lo facevo a fare? Qua ogni giorno mi correggete il compito. Chiaramente voleva una validazione, voleva capire se la sua autoefficacia l'aveva spesa bene. Questa roba va avanti, no? Per un po', e vi do questo altro elemento, perché è attraverso ste robe che i figli conquistano l'autonomia, non perché la studiano su un libro, ma perché si sottopongono a prove, affrontano dei rischi che devono essere chiaramente non azzardi, ma correlati alle abilità e alle competenze che sanno mettere in gioco. L'unico giorno in cui ci arriva una telefonata, ed era prevista, è quel giorno in cui la mamma decide
di insegnare a Pietro che gli alcolici non sono acquistabili se non hai 18 anni. Quindi gli mette nella lista delle 8 cose una lattina di birra, e quindi sappiamo che non la potrà comprare, perché se anche la mette nel cestino e va alla cassa gli dicono non la puoi comprare. E in realtà ci arriva la telefonata quel giorno e rispondo io e dice: papà, sì, sono Pietro. Ciao Pietro, cosa succede? La mamma mi ha messo una lattina di birra nella lista, ma non la posso comprare perché c'è il cartello. Lui proprio l'aveva visto già nel reparto, non si vendono alcolici ai minorenni. E dico: che distratta la mamma, proprio sbagliato Pietro, non preoccuparti, quella non comprarla oggi. Dice: no, però aspetta papà, perché prima di chiamarti, quando mi sono accorto che non potevo comprarla, sono andato un po' in giro, ho trovato la vicina di casa, ha detto che se vuoi te la compra lui, te la compra lei la lattina di birra. E ripeto sempre questo episodio perché dico: cos'è l'autonomia? È una messa alla prova di... Noi le chiamiamo life skills, sono problem solving, prendere decisioni, generare, no? Sarà così che noi costruiamo abilità e competenze. Quindi, perché vi racconto questa cosa? Perché chiaramente un undicenne che tutte le mattine va a fare la spesa all'ipermercato viene guardato, e Pietro è conosciuto, sanno che è nostro figlio, quindi noi di rimando andiamo in giro in quei giorni lì e spesso veniamo fermati da altri genitori che ci dicono: ma voi siete matti, che cosa gli state facendo? Una roba proprio un po' da servizio sociale, no? Ma cosa gli state facendo fare? E io però approfondisco su questo aspetto qua, perché davvero io credo che il tema sia molto dove ci siamo persi noi genitori, cioè proprio una visione un po' socioculturale e della crescita e della genitorialità. E quindi approfondisco e dico: ma perché abbiamo fatto un errore così grande? Noi guardiamo Pietro, ci sembra che gli piaccia molto questo compito, lo fa molto bene, al mattino lui alle 9:30 è pronto col suo zainetto, vuole la lista. Noi alla sua età lo facevamo, e allora le due cose che ci vengono sempre rimbalzate in queste conversazioni sono i pericoli. Quando chiedo la specifica, uno è la bicicletta, cioè ma deve andare il gigante, non 1 chilometro di strada. E io dentro di me dico: ma se noi continuiamo a non far fare le cose ai nostri figli perché abbiamo paura che si facciano male, cioè non andranno mai da nessuna parte. Cioè la domanda era: ma quali sono le esperienze che fanno diventare grandi? Quelle in cui la dotazione corporea, che è aumentata, no, in preadolescenza, la usi per fare cose che non facevi quando eri bambino o bambina. Quando eri bambino Pietro andava in giro in bicicletta con noi, a 11 anni Pietro vorrà andare in giro in bicicletta per conto suo. La seconda cosa, e poi io dicevo dentro di me: ma è chiaro che buttarli fuori nel mondo vuol dire esporli a rischi, ma chi di voi ha garanzia che la vita dei nostri, cioè per avere una crescita a rischio zero, vuol dire che noi dovremo stare dentro alle loro vite in ogni istante? Ma la crescita è di per sé il concetto di non può esserci crescita senza rischio, ed è chiaro che l'adulto non mette il rischio zero nella vita del proprio figlio, mette una certa quantità di rischio che è compatibile con le abilità e le competenze che il figlio sa mettere in gioco. E questo non vuol dire che ce lo avremo sicuro, sano, salvo e vivo, no. Questo vuol dire che la vita poi fa anche il suo pezzo, ma chiaramente il nostro obiettivo non è il rischio zero, il nostro obiettivo è renderli capaci di affrontare i rischi per cui devono essere abili e competenti. Il secondo tipo di pericolo era il pedofilo o il rapitore, quindi questa idea di un mondo adulto che è lì pronto a sbranarti, e io su questo usavo il metodo scientifico, perché mettevo dentro il nome dell'ipermercato, il nome della mia città nel motore di ricerca, e poi scrivevo bambino rapito,
bambino abusato, pedofilo, davo il via e dicevo, ma io magari non lo so e voi sapete che 10 negli ultimi 30 anni sono stati rapiti, non ne veniva fuori uno dal motore di ricerca, quindi dico, o sapete che da 30 anni ce n'è nascosto uno dietro al pilone che sta aspettando Pietro, allora tirate via lui e lasciate che i Pietri possano andare, o davvero quello è un'ansia nostra, ok? Perché se non abbiamo la casistica, non possiamo mettere tutti i pericoli del mondo sulle esperienze di autonomia dei nostri figli. Dopodiché io non facevo mai questo secondo passaggio con la persona che mi allertava dei pericoli di Pietro, però dentro di me ce l'avevo ben chiaro. La gran parte delle persone che mi fermavano avevano figli della stessa età di Pietro, figli alle medie, che avevano in mano gli smartphone, mentre Pietro non l'ha avuto fino ai 14 anni. E nel mio lavoro, quando Pietro aveva 11 anni, è nato nel 2006, era il 2016 e il 2017, io avevo già ricevuto centinaia di richieste di aiuto di genitori di figli tra i 10 e i 14 anni che si erano fatti non male, ma malissimo con i loro smartphone e le loro vite online. Ok? Quindi rimanevo colpito perché se io avessi voluto fare l'affondo finale, dicevo, ma scusami, a Sommalombardo negli ultimi 2 anni nessun undicenne ha avuto problemi con la bicicletta, nessun undicenne ha avuto problemi con i rapitori o i pedofili all'ipermercato, ecco, ma ti posso dire che sono decine e decine quelli che hanno avuto problemi con adescatori online, con siti pornografici, con siti di gioco d'azzardo, eccetera, eccetera, e voi siete qua ad allertare me dei pericoli di mio figlio che sta nella vita reale. Ma occupatevi un po' dei pericoli di vostro figlio nella vita virtuale, cosa che io faccio nel mio mestiere, per chi lo conosce, tanto con i genitori, che non vuol dire ipercontrollare un figlio dentro la vita virtuale, vuol dire decidere che se la bicicletta è troppo pericolosa per un undicenne, lo smartphone no, vanno forse invertite le cose, molta più bicicletta a 11 anni e molto meno smartphone. Io, quando al mondo saprò che agli undicenni sono avvenuti tanti incidenti con le bici, quante ne sono accaduti con gli smartphone, smetterò di parlare. Ma finché con gli smartphone sono infiniti e con le biciclette sono pochissimi, io continuerò a dire più biciclette e meno smartphone, se vogliamo allenare l'autonomia dei preadolescenti, e continuerò a dire a noi adulti non abbiamo messo lo sguardo realmente su ciò che andava guardato, abbiamo fatto degli errori di valutazione. E anche qualche ginocchio sbucciato ci sta. E anche qualche ginocchio, questa è l'altra roba pazzesca, perché noi adesso ho letto questa osservazione e mi ha fatto parecchio sorridere, cioè avendo da genitori spazzaneve, no? In generale da mondo spazzaneve, a noi non ci piacciono gli incidenti di nessuno, la scuola è terrorizzata, no? Che accada qualcosa al proprio interno, quindi tutto spianato, tutto liscio, tutto. Adesso siamo arrivati a bambini che inciampano nella ghiaia, perché fondamentalmente non sono in grado, no, di... È quella roba lì, e davvero è che in una prima superiore quasi nessuno sappia andare in bicicletta. No, quasi nessuno sa leggere l'ora, ma diversi non sanno andare in bicicletta. E diversi non sanno andare. È qua che noi probabilmente, se stiamo pensando a quali sono le competenze, ha molto a che fare col fatto che, se ci pensate, non abbiamo più le scarpe con le stringhe, che nella prospettiva pensate a me, 4 figli da far marciare, no? Incontro alla giornata di primo mattino, mai usato una scarpa con la stringa, sia chiaro. Però poi siamo andati in libreria, abbiamo scoperto sto libro meraviglioso che aveva dentro tutte le pagine con paia di scarpe tutte con le stringhe. Gliel'abbiamo insegnata quella roba lì, questa roba qua è proprio un po'
lo specialista della mente, cioè imparare a farsi i nodi delle stringhe, non serve a perdere tempo, serve a mettere dentro al cervello le reti neuronali che costruiscono le abilità per reggere la motricità fine e saper fare tutta una serie di cose che se non le alleni attraverso il movimento delle dita con i movimenti della motricità fine, rischiano di rendere tuo figlio molto grossolano. A proposito, questo non l'ho saputo io, me l'ha raccontato una collega che lavora con i bambini della scuola dell'infanzia e fondamentalmente fa laboratori di pasta fresca. Lei ha detto che i suoi laboratori da sempre sono tarati nel tempo di un'ora. Porta gli ingredienti, ogni bambino dalla sua ciotola, fa rompere le uova, fa mettere la farina, li fa impastare, poi gli fa preparare gli fa tagliare le tagliatelle e quello che accade, ha detto un'ora è il tempo standard del mio laboratorio. Dice dopo il Covid io riparto con i miei laboratori sulla pasta e dice ma un'ora non basta. E dice non capivo perché i bambini del dopo Covid avevano bisogno di più tempo. Poi ha detto mi sono messo ad osservarli bene e ha capito che nella fase dell'impastamento l'impastamento avveniva così. Cioè avevano perso l'idea inconsapevole che servivano anche le altre dita. Io ho trovato questa osservazione sul campo geniale, cioè alla fine tu fai e acquisisci autonomia rispetto alle esperienze che fai, alle cose che usi del tuo corpo. L'equivalente di questa roba qui per impastare la pasta è che noi attualmente abbiamo il 33-35% di bambini in età scolare miopi, cioè che non guardano più da lontano, e alcuni sono nati chiaramente deficit, se i genitori hanno gli occhiali, i figli, ma molti altri hanno perso la competenza di guardare da lontano. In Corea i bambini miopi in età scolare sono dall'80 al 90%, è questo effetto qua, cioè tu in base alle cose che usi del tuo corpo e del tuo cervello, selezioni le abilità e le competenze che il tuo corpo e il tuo cervello ti permettono poi di reggere e di mettere dentro la tua vita. Il momento della scelta della scuola è sicuramente un momento impegnativo, l'abbiamo vissuto tutti, ce lo ricordiamo, questo ha prodotto per alcuni, per molti, per altri meno, delle vere e proprie crisi in alcuni momenti di crescita. Però la crisi a volte è anche funzionale e necessaria perché ti espone al confronto con il vuoto. Ecco, oggi il vuoto però fa molta più paura, tant'è che i sintomi di ansia che vengono fuori sono costanti. Oggi la parola ansia è diffusissima a scuola, gli adolescenti la utilizzano costantemente, sembra che tutti soffrano d'ansia, poi si va a vedere, è un'ansia, quando ce la spiegano è un'ansia, un sintomo ben diverso da quella che è l'ansia che conosciamo nei manuali. Però questa mancanza di riuscire a reggere il vuoto è un segno del tempo che è collegato un po' a queste cose che diceva, o possiamo così inserirla in un'altra fotografia? Ma penso questo, che una delle cose che devi imparare a fare crescendo è attraversare anche l'esperienza del vuoto e trovare risorse per riempire quel vuoto. È un percorso importantissimo in età evolutiva, perché uno è quel percorso che ti allena a tollerare la frustrazione, ad attraversare la noia. Non potremo mai avere vite ultra stimolanti e piene al 100%, quindi dovremo anche rimanere connessi con noi stessi nei momenti in cui il me stesso non è iperattivato sul fronte dell'agire. Il secondo elemento è che dentro al vuoto, cioè che io sentirò molto più forte il vuoto quantomeno ho nutrito il mio spazio interiore. Quindi i due quesiti potrebbero essere: uno, che esperienze facciamo crescendo, quando arriva il vuoto, e la seconda cosa è di che cosa riempiamo il nostro dentro.
Se il nostro dentro è qualcosa che va generato, creato e costruito e che rappresenterà le risorse interiori alle quali accedere nel momento in cui il mondo fuori mi dice guarda che qua non c'è niente, quindi tu devi imparare ad affrontare un tempo di deserto, una fatica che non avevi previsto. Ecco, io devo guardare dentro di me e vedere cosa tiro fuori dal cappello del mago. Allora, provo la prima cosa a dire come mai oggi tollerare la frustrazione, tollerare la noia, tollerare il vuoto è molto più faticoso, è molto più difficile, fondamentalmente perché lo abbiamo eliminato dalla nostra vita. Io uso questa immagine sempre. Se io andavo all'ipermercato con mia figlia Caterina, che è nata nel 2008, e ci andavo nel 2011 e dovevamo fare 10 minuti di attesa per il turno alla cassa per pagare il conto della spesa, io per 10 minuti con lei dovevo un po' fare il circo Barnum, guarda di qua, guarda di là, la dovevo tirare giù, cioè dovevo usare la mia relazione con lei per attraversare insieme un tempo vuoto, uno spazio vuoto, e lei dentro alla relazione con me però acquisiva tutta una serie di competenze, l'esplorazione dello spazio, la ricerca di stimoli che non arrivano da te ma che tu devi andare a cercare, il guardare i volti, gli sguardi degli altri, il provare a salutare, no? E a vedere se gli altri ti rispondono. I bambini fanno tantissimo questa roba qua. Quelle rarissime volte che mi capita in chiesa di avere lì un bambino che tra l'anno e mezzo e i 3 anni, nel passeggino ho tenuto in braccio che non ha in mano lo smartphone, io sto lì e lo guardo, ma per almeno 20 minuti c'è tutto un gioco di ingaggio dello sguardo, con cui il bambino ti guarda, poi smette di guardarti, poi guarda se lo guarda, poi continua a non guardarti, poi comincia a dargli un messaggio, e io so che tutta questa attività accende dentro alla sua mente una quantità di reti neuronali, l'empatia, l'attivazione, no, sulla noia, eccetera, che saranno per lui se viaggerà in auto e non ci sarà lo schermo, guarderà fuori dal finestrino al semaforo, farà così e vedrà se qualcuno gli risponde, se qualcuno gli risponde avrà una gratificazione e un rinforzo a stare ingaggiato socio-relazionalmente, impara un sacco di cose. Se io e Caterina invece siamo in coda alla cassa nel 2013 e mancano 10 minuti, io sono passato dal cellulare allo smartphone, il che vuol dire che ho in mano una scatoletta nera che naviga. In un microsecondo vado su YouTube, le accendo il video e glielo do in mano. Io passo 10 minuti di paradiso. Non devo più fare niente. Lei apparentemente passa 10 minuti di paradiso, non la sentiamo più, non bisogna ingaggiarla in niente, ha già lo stimolo che gli deve arrivare, che le deve arrivare, però la cosa che scopro è che se la volta dopo c'è un vuoto e io non le do in mano questa cosa, dovrò fare il doppio della fatica che avrei fatto se non le avessi insegnato ad attraversare la coda precedente con questo strumento qua. Quindi vuol dire che il vuoto è attraversabile dentro a relazioni che nutrono con un senso di pieno, e quel senso di pieno è costruito dentro allo sguardo, dentro alla postura dei corpi, dentro alle parole, dentro all'ingaggio, all'ascolto e dentro al fatto che la tiro su dal carrello, me la prendo in braccio, la metto giù, le dico aiutami, preparati che poi mi aiuti a tirare fuori le cose dal carrello. Cioè è chiaro che il mondo adulto potrà insegnare ad autoregolarsi a un bambino o una bambina se lo regoliamo da fuori, se gli diamo prima l'eteroregolazione che diventa poi conquista di autoregolazione, perché il bambino il cervello non se lo può costruire da sé, lo costruisce nel lavoro, nei primi anni di vita, nel lavoro di scultura di cesello e scalpello che l'adulto gli mette a disposizione. La seconda cosa è: ma io che mondi interni ho crescendo, che mondi interni mi genero crescendo, no? E qua c'è la fantasia, la creatività,
il mondo delle storie, il mondo delle persone vere e dei personaggi che mi sono entrati dentro attraverso i libri, le storie, le fiabe e tutta sta roba qua. Questo è un tempo che ha denutrito tanto, cioè ed è chiaro che quando mi entrano dentro le storie delle fiabe, non mi entrano solo dentro dei personaggi, ma mi entrano dentro delle competenze, la capacità di pensare la paura come una paura attraversabile, il sentire le perturbazioni emotive e sapere che poi avremo un lieto fine, eccetera, la morale delle storie, cioè la dimensione dei valori. Tutta sta roba qua non è lì già data. Io se vedo un bambino che per un'ora gioca alla macchinina che va avanti e indietro con la musichetta sincopata e non c'è nient'altro, lì dentro c'è una stimolazione, ma in termini di risorse interiori, quella roba lì non genera niente nel suo cervello, c'è un pezzetto così iperattivato, ma non c'è nient'altro, non c'è la costruzione di mondi, immagini, percorsi, fantasie. E quindi credo che oggi, ecco, la percezione del vuoto è una roba che i ragazzi sentono tantissimo, che da qualche parte viene raccontata come l'adulto che non si connette con i tuoi stati emotivi. Ma l'altro tema è che per sentire che hai degli stati emotivi e che devi anche aver veramente generato un mondo interiore, se noi perdiamo per così dire, il treno, no, della narrazione, delle storie. Guardate anche il lavoro con gli schermi, adesso al di là di tutto. In questo momento io stimolo tantissimo i genitori dei preadolescenti a fare una cosa che fino a 10 anni fa era una cosa che i figli adoravano. E se un genitore non gliela metteva a disposizione una volta alla settimana, i figli si arrabbiavano tantissimo, che era la serata cinema. Fino a 10 anni fa, per molte famiglie era un'istituzione, una sera alla settimana si sceglie un film, lo si guarda tutti insieme, se il genitore non c'era la sera della serata cinema il figlio lo sgridava: ma come ti sei permesso proprio il giorno della serata cinema non essere lì? Oggi bisogna imporre la serata cinema perché i genitori dicono facciamo la serata cinema, che palle. Perché che palle? Perché ognuno si chiude nella sua stanzetta con i suoi schermi, attenzione non a vedere il suo film, se va bene una serie TV, ma altrimenti sono tutti scrolling, video di YouTube, roba senza contenuto, e la domanda diventa: ma com'è possibile che una roba che era così nutriente, così desiderata 10 anni fa, oggi è diventata che palle? Qua è dove abbiamo tolto il sogna, ragazzo, sogna. Cioè, faccio quest'altro esempio, cioè fino a 10 anni fa portare in una seconda media, giusto a proposito di orientamento, il film Billy Elliot era pazzesco, ok? I ragazzi si relazionavano con la storia, vedevano il conflitto col genitore, gli porti un tema legato al talento, legato a una vocazione che il genitore non riconosce, c'è una potenza, un'energia, c'è la musica, c'erano due occhi proprio così, appiccicati allo schermo. Oggi fai vedere a una seconda media Billy Elliot e dopo 10 minuti metà li abbiamo persi. Ok, che palle. Ora ti dici: ma Billy Elliot non parla più ai ragazzi, alle ragazze di oggi? Come se parla? Ma non hanno più le competenze per sintonizzarsi col linguaggio e il contenuto che ha Billy Elliot, che sia chiaro, è universale. È una roba di cui il preadolescente dovrebbe sentire una fame pazzesca. Per cui, primo esercizio per l'orientamento in famiglia: dovrete vedere Billy Elliot tutti insieme con i vostri figli. Confermo che anche a scuola è diventato difficilissimo far vedere dei film in classe. Una volta era una soluzione che poteva trasformare le giornate difficili, oggi i ragazzi non hanno più voglia di vedere i film. L'anno scorso mi ricordo che ho fatto un sondaggio in classe: sceglietelo voi, e mi hanno proposto a un certo punto un cartone animato. Ma non un cartone animato da adulto, un cartone animato da ragazzini, da bambini di 8 anni, ne avevano 16. Però quella questione che capita al supermercato,
l'abbiamo insegnata noi, perché non è che gli adulti stanno molto lontani da quella dimensione dello scrollare. E mi veniva in mente mentre parlava la famosa scena che abbiamo vissuto tutti di quando si andava in ospedale e nell'ascensore per andare tutti quanti dal piano terra al piano ottavo, entravamo in ascensore, ci trovavamo di fronte a persone che non conoscevamo. Prima dell'era dei telefonini bisognava inventarsi un sistema per non guardare negli occhi, perché diventava imbarazzante, prosemica a livello di intimità, un'intimità però non richiesta, ma almeno uno sguardo c'era. Adesso tutti 8 persone che guardano il telefono e fanno finta di guardarlo, perché ormai c'è anche l'imbarazzo del rapporto. Ultima domanda, perché poi passerei alle domande del pubblico. I ragazzi, quando devono fare delle scelte, sono di fatto condizionati anche da alcuni modelli. Anche i modelli sono cambiati moltissimo, no? Cioè, si è passati da avere come modello Che Guevara, poi c'era Maradona, adesso ci sono neanche le influencer, le meteore delle influencer, cioè quelli che durano un paio di settimane e poi immediatamente scompaiono e ce ne si dimentica. Com'è che possiamo far capire che quel mondo non è necessariamente il vero mondo? Ma questo è proprio verissimo e secondo me questo è una traccia innegabile del fatto che non li abbiamo immersi, cioè non sono dentro al principio di realtà. Quindi del mondo reale effettivamente, cioè lo consumano, no? Lo vivono, lo subiscono, ma lo cercano poco, lo esplorano poco e anche lo pensano poco. E secondo me è molto molto utile in questo momento fare in modo che i ragazzi si riavvicinino a storie del mondo reale, portate proprio dentro alle loro vite attraverso le testimonianze, cioè avere adulti, ma di tutti i generi, dal parrucchiere al panettiere, all'infermiere, al medico, all'ingegnere, cioè gente che in realtà tiene viva la comunità, cioè se non ci fosse sta gente le nostre comunità locali non esisterebbero, no? Perché è proprio quel ragazzo sogna che fino a 15-20 anni fa rimaneva radicatissimo alle professioni della comunità. Quindi se uno volava altissimo si sognava ingegnere, si sognava medico, ma la maestra, il maestro, la prof, il prof, oggi effettivamente è tutto scollato, cioè sembra che dalla comunità reale non emerga niente in termini aspirazionali o ispirazionali, ma secondo me perché non arrivano le narrazioni, no, di questi mestieri, di queste professioni. In effetti, se ci pensate, MasterChef, quando ha mediatizzato la figura dello specialista della cucina, immediatamente ha generato poi una enorme quantità di desiderabilità di quel lavoro lì, e quindi trovo che probabilmente l'unica via è davvero farli raccontare i mestieri e le professioni dalle persone che li fanno, che devono portare poi nella vita di chi sta crescendo, cioè una percezione che non è finta, ma è realistica, risolta, valida del mio sentirmi una persona competente dentro alla mia comunità. Quindi non so, scegliere 5-8 professioni del quotidiano all'interno di una comunità e raccontarle, oppure dire ai ragazzi di fare un'intervista al cassiere o alla cassiera del supermercato, all'infermiere o all'infermiera di un ospedale, al sarto, alla sarta, se ancora ce n'è uno dentro al territorio, al parrucchiere o alla parrucchiera, al pediatra, cioè provare a verificare, perché è bello sognarsi dentro un mestiere che ha una ricaduta nella vita delle persone che appartengono al tuo quotidiano, perché altrimenti effettivamente uno, e questo la ricerca l'ha raccontato bene, cioè un aspetto chiaro che la ricerca dice è che il mondo dell'ispirazione e dell'aspirazione attraverso il mondo dei social media è un mondo fake, incredibilmente falsato, e che uno non ha più nessuna
per così dire, soprattutto poi i più fragili, sentono una distanza tale tra le vite che vorrebbero avere, che sono tutte vite finte, che in realtà non è che esistono veramente, e le vite a cui possono aspirare, le vite a cui possono aspirare sono così deprivate di un valore normativo, no? Dentro di un valore dentro al proprio contesto di vita, che uno poi rimane lì bloccato e non desidera più niente. E dovremmo domandarci, ma perché tante professioni che erano proprio così tanto, no? Prima, dal maestro alla maestra, davvero, al medico, all'ingegnere, oggi almeno tra gli 11 e i 14 anni sembrano non muovere più niente. Un tempo questa roba l'avevamo vista col calciatore con la velina, oggi la vediamo nella versione più digitale, però il calciatore e la velina non avevano cancellato l'aspirazionale, se gli davi la terza e la quarta scelta arrivavano le figure del mondo reale. Oggi faticano e questo forse è anche un po' una responsabilità di noi genitori, cioè quando noi torniamo a casa e i nostri figli vedono noi dentro alle nostre vite, e l'unica roba che sappiamo comunicargli è quanto siamo stanchi, quanto siamo arrabbiati, quanto siamo tristi e quanto siamo depressi, è chiaro che non c'è nessuna vita desiderabile dentro a quella narrazione. Io questa roba a me stesso me la insomma, insomma, negli ultimi tempi ho avuto davvero una vita comunque tanto impegnativa, ma la considero un privilegio, e se torno a casa, la roba che deve passare di me ai miei figli non è la fatica, ma sarà la bellezza che mi ha fatto fare quella fatica, altrimenti salta per aria tutta la visione di adultità alla quale devo aspirare. Se in casa ho un adulto che mi racconta di abitare un'adultità che vale la pena perché offre molti più vantaggi che svantaggi, è chiaro che probabilmente quell'adultità diventa un sogno da rincorrere e da andare a cercare. Quindi la necessità di vedere con i propri occhi e toccare, insomma, con le proprie mani. Da questo punto di vista la rete Orienta Insieme si è data da fare molto in questi anni per riuscire a realizzare anche dei percorsi di questo tipo. Adesso io darei la possibilità al pubblico di cogliere questa occasione. Non vergognatevi, alzate la manina. Se avete delle domande, ne vedo già là in fondo, e possiamo gestirla con il microfono. Buonasera, io volevo ricollegarmi al tema di far entrare questi ragazzi nella vita reale e anche dell'autonomia, e volevo portare, volevo anche chiedere un consiglio, nel senso che io sono la mamma di un ragazzino fortunato perché grazie alla scuola la settimana prossima avrà la possibilità di andare una settimana in Polonia insieme con altri 5 ragazzini con uno scambio Erasmus. E 2 mesi fa circa la scuola, l'insegnante che organizzava ha chiesto, diciamo, a noi genitori se davamo l'autorizzazione a far visitare a questi 6 ragazzini Auschwitz. Sono ragazzini che sono tra la seconda e la terza media, credo 3 o 2, 4. E tutti i genitori hanno dato l'autorizzazione, poi abbiamo saputo che la scuola ha ritenuto opportuno non fare questa visita ad Auschwitz per motivi di non opportunità. Volevo chiedere a lei un'opinione su questo, se secondo lei è una visita che può essere o meno adatta a ragazzini così, e secondo lei, magari avendo noi genitori dato l'autorizzazione a questo, se secondo lei dovremmo attivarci con la scuola, insomma, per vedere, insomma, se proprio non sia possibile. È un caso personale, ma volevo capire come la vede. Ma direi che attivatevi, cioè che senso ha altrimenti la giornata della memoria? Cioè se la dobbiamo pensare in teoria, e non è che andiamo là ad Auschwitz a vedere in tempo reale che cosa accade ad Auschwitz, andiamo a vedere che cosa è accaduto, quindi il tema grande si chiama mentalizzare qualcosa, cioè riuscire a tenere dentro la mente e a produrre i pensieri e i significati.
effettivamente mi sembra che ragazzi di seconda e di terza media che conoscono quel pezzo di storia, sanno che cosa è accaduto, è chiaro che ne rimarranno turbati, perché tutti noi rimaniamo turbati ad andare lì dentro, ma mi viene anche da dire, mamma mia, no? Siamo in un tempo dove da settimane ogni giorno ci entrano le immagini della guerra, della distruzione, dell'attacco a bambini e bambine, a ragazzi e ragazze, uomini e donne in altre parti del mondo, cioè se fosse con un settenne, un seienne, un ottenne che non ha il pensiero logico astratto, magari ci faremmo su un pensiero, anche se credo che avendo preparato le cose ed essendo io un adulto sicuro, posso con la mia sicurezza orientare anche la perturbazione del mio bambino o della mia bambina. Detto questo, non li dovremmo mai portare in un cimitero, non dovremmo mai portarli a un funerale, se la logica fosse proteggerli da ciò che è perturbante. A me sembra che questa roba qua è mentalizzabile da parte di un 12-13enne che sa dove sta andando e che cosa andrà a vedere. E è chiaro che è un'esperienza forte, ma penso che quando oggi parliamo di fragilità è che forse abbiamo sovrastimato l'incapacità dei ragazzi o delle ragazze di attraversare e gestire esperienze che hanno un certo impatto emotivo. Siamo sicuri che non ne sono capaci? Ecco, in base alle competenze che ho io, a me viene da dire attivatevi, e per me, o ancora meglio, fate in modo che siano i ragazzi e le ragazze stesse che si attivano e parlano con la loro scuola. Abbiamo tempo per qualche altra domanda? Sì? Ok, allora vediamo subito, la tecnologia ci consente di collegarci con l'altra sede. Allora, i 3 momenti della vita. Qual è il terzo momento? Movimento da dentro a fuori. I movimenti sono da dentro a fuori, da protezione ad esplorazione, da dipendenza ad autonomia. A me sembrava di averli detti tutti e 3, se non li ho detti scusate, ma ormai è la vecchiaia. Qualche curiosità? Qualche stimolo da lanciare? Faccio una domanda. Secondo lei, un mese fa parlavo con una ragazzina tedesca che stavo seguendo, italiana, scusi, che vive a Berlino da genitori tedeschi, che sto seguendo in un percorso di orientamento. Questa ragazzina verrà a vivere in Italia a settembre, torna a Vicenza e deve iscriversi alla prima superiore. Ma mi spiegava che in Germania questo passaggio è più avanti perché hanno 6 anni di scuola primaria, 6 anni di scuola secondaria. Quindi 6 più 6, 12, noi abbiamo 5 più 3 più 5, 13, abbiamo un anno in più, no? Al penultimo anno di questi 6 anni finali, quindi intorno ai 16 anni, fanno una scelta di specializzazione, ok? E lei mi diceva, io non ho voglia adesso di incasellarmi, non mi sento pronta, vorrei come i miei amici tedeschi scegliere tra qualche anno. E lì mi tornava in mente la questione della quarta media. Ho detto, boh, forse quel sistema forse è un po' più attuale rispetto alla condizione di adesso degli adolescenti. Poi vabbè, il sistema tedesco è completamente diverso per molti altri aspetti. Ma da un parere così, su questa questione tecnica, come la vede lei il fatto che oggi, dopo tutto quello che è successo, dopo il Covid, la scuola sia ancora molto ingessata in un sistema che sostanzialmente ha più di 100 anni ed è con una chiara origine anche ideologica di un certo tipo, ecco. Ma io su quella, cioè sulla parte magari com'era la scuola, qual è il suo orientamento ideologico, non so dire perché qua ci vuole un pedagogista. Cioè dando una risposta da psicologo dico che effettivamente la quarta media sarebbe un gran bel vantaggio,
per esempio in Canton Ticino hanno la quarta media, e quindi cioè tutte le scelte arrivano. Perché è importante la quarta media? Perché molte delle cose che ci riguardano, in cui noi impariamo a pensare a noi stessi, avvengono in termini di funzionamento mentale dentro alla corteccia prefrontale, che questa è la zona della corteccia cerebrale che sta dietro la fronte, che è la vera cabina di regia dei funzionamenti mentali, cognitivi più evoluti e sofisticati. E quello che ci fanno vedere le neuroscienze è che in terza media è ancora molto immatura la nostra corteccia, cioè fa fatica a produrre i pensieri che servono, e questo è un tempo tra l'altro che ha rallentato tantissimo la maturazione dei funzionamenti cognitivi, cioè mentre prima erano più o meno pienamente maturi tra i 18 e i 20 anni, oggi le neuroscienze dicono che è come se il cervello si fosse preso un tempo più lungo prima di stabilizzare i suoi funzionamenti cognitivi. Arriviamo ai 22 e 24. L'esperienza del Covid ha ulteriormente rallentato? L'esperienza in generale, diciamo, degli ultimi 15-20 anni è il fatto che noi abbiamo delegato al virtuale così tanti funzionamenti cognitivi. Chi di voi usa la memoria per i numeri di telefono? Chi di voi si mette a fare i conti usando i funzionamenti della propria mente? Io per primo, per arrivare qui, ho fatto fare tutto al navigatore di orientamento spaziale, uso pochissimo, e quindi io domani non saprei tornare qui, pur avendo fatto tutta la strada che mi portava qui, no? Questo vuol dire, se il cervello funziona come un muscolo, quindi va portato in palestra e può potenziare i suoi funzionamenti a seconda di come li alleniamo, sia in termini quantitativi che qualitativi. Quello che succede è che abbiamo un cervello che è molto depotenziato dal punto di vista cognitivo, e siccome le grandi scelte della nostra vita dovrebbero essere scelte pensate e significate, effettivamente abbiamo un muscolo più, è come dire dover sollevare un grande peso avendo allenato pochissimo i bicipiti, non ce la faremo. Quindi è lì dentro, no, che a volte scopriamo di non essere così pronti per alcune richieste che magari 20 anni fa eravamo più capaci di fare. Oggettivamente le ricerche che misurano i funzionamenti cognitivi oggi nei diciottenni ci fanno vedere che molti aspetti dei diciottenni di oggi sono comparabili a quelli dei 15-16 anni di 10-20 anni fa, come se avessimo perso un po'. Questo non vuol dire che non sanno fare ancora meglio un sacco di cose che i diciottenni non sapevano fare. Avete un testo di inglese e non capite niente, voi avete a disposizione uno strumento che lo capisce per voi, ve lo mette a disposizione già pronto ed elaborato. Se il valore era tradurlo, avete perso la traduzione. Se il valore era comprenderne il significato, voi ce l'avete già pronto senza fare la fatica della traduzione. Di solito però accade che mentre lo traduci lo comprendi meglio. Trovarlo col copia e incolla fatto e riprodotto diventa un pensiero molto più superficiale, molto meno elaborato. Quindi è dentro questa fatica, no? Complessità di tenere insieme tanti pezzi diversi in processi che si sono modificati così tanto nel modo con cui li affrontiamo con i nostri funzionamenti mentali, che non ci permette di sapere esattamente a che punto stiamo oggi nella nostra storia di esseri umani. E direi che qui si apre una sfida, perché nell'ultimo anno e mezzo, con l'avvento, anzi più che l'avvento, la diffusione dell'intelligenza artificiale, adesso ormai in tutte le prime superiori allegramente i ragazzi la usano senza saperla usare, e questo accelererà in modo incredibile questo processo di deterioramento cognitivo, mi viene da dire. Allora, noi abbiamo forse finito, no, c'è il professor Frizzo che ha una domanda. Grazie. Volevo chiederle come vede la scuola in questo contesto che ha descritto. La scuola sta andando in una certa direzione, che è quella dei genitori, diciamo, spaesati, o sta andando in un'altra direzione perché resiste in un modello obsoleto?
Qua siete voi docenti che vi date la risposta. Io posso dire che la guardo da genitore, perché ho ancora 2 figli, per esempio, che stanno frequentando. Io sono non grato, gratissimo alla scuola, perché è l'ultimo presidio realmente, presidio dell'educazione. Ha fatto fare ai miei figli robe che da nessun'altra parte nel mondo gli viene chiesto di fare: leggere libri, andare a teatro a vedere il simposio di Platone, no? Tutte cose che non ho capito perché abbiamo considerato obsolete, quando invece probabilmente sono, per me, vedere mia figlia Caterina, ma tutta la sua classe, tornare a casa da una messa in scena del simposio di Platone e scoprire che era una roba che gli è piaciuta tantissimo. Non l'avrebbero mai scelta, non ci sarebbe mai stato un influencer che gli diceva vatti a vedere quella roba lì. E la scuola invece gliel'ha fatta scegliere, non perché dovevano mettere, perché gli ha detto così o pomicio, venite lì, punto, e quindi si doveva andare e scoprire, no? Che la guardi e scopri che quella roba lì era fatta bene. Applausi a scena aperta all'attore che l'ha messo in scena. Quindi la scuola, d'altro canto, vive un paradosso enorme, perché mentre sa tante delle cose che costruiscono, formano e modellano la mente in età evolutiva, è attirata tantissimo da tantissime altre cose che la modernità ti dice non puoi non proporre. Io, se penso oggi al paradosso, no? I paesi nord europei hanno deciso che le loro scuole secondarie di secondo grado sono tutte smartphone free fino ai 18 anni. Si sono accorti che togliere l'accesso all'oggetto e non al digitale, poi il digitale entra attraverso vari altri, ma nessun ragazzo nel tempo della giornata scolastica può avere accesso al suo oggetto. Ti arrivano notifiche, WhatsApp, niente, vedrai tutto alla fine della giornata scolastica e starai vivo lo stesso. E nel fare questa scelta qua hanno visto che migliorava tantissimo il profitto, il potenziamento cognitivo, la socio-relazionalità. È chiaro che se io, devo dire, uso il mio mestiere per orientare in che direzione deve andare la scuola, io dico guardate che se lo fanno i nord europei, i campioni mondiali della digitalizzazione dell'apprendimento, forse conviene farlo anche noi, mediterranei, che abbiamo il sole tutti i giorni durante l'estate. Sento anche fortissimo che dire sta roba vuol dire squartarsi in due, che ti fa la ola e quelli sono i dinosauri, no? Vengono, e chi invece ti dice sei fuori dal tempo, ma cosa credi che quella roba lì, non hai capito niente di dove va il mondo e soprattutto di dove sono i ragazzi oggi, e non c'è via d'uscita. Cioè alla fine i nord europei sono stati molto bravi perché hanno detto non ce ne frega niente di quello che dice il guardiamo i dati. I dati hanno fatto scoprire che una scuola che l'anno prima aveva lo smartphone e l'anno dopo non ce l'aveva più, il punteggio medio alle valutazioni degli studenti si incrementava dal 20 al 40% rispetto a quello che era accaduto l'anno precedente ai loro coetanei. Videoregistrando il momento della mensa e degli intervalli, ridevano di più, parlavano di più, socializzavano di più, hanno detto sapete che c'è qua? Decidiamo noi, smartphone free per tutti fino ai 18 anni. Fine del discorso. Né ideologia di destra, né ideologia di sinistra, né dinosauri verso tecnoentusiasti. I dati ci dicono sta roba. Quando ci produrrete dati per cui la scuola con lo smartphone funziona meglio della scuola smartphone free, glielo ridaremo. Ultima telegrafica domanda che arriva dall'altra sede: e tra i vari libri che ha scritto ce n'è uno che affronta in particolare la tematica dell'autonomia di cui abbiamo parlato questa sera? Allenare alla vita. Allenare alla vita. Ringraziamo il dottor Pellai. Allora, ringrazio il dottor Pellai per i tanti spunti che ci ha dato in questa serata, il professor Ariot per aver fatto da moderatore. Vi aspettiamo tutti al secondo piano, dove ci sarà un momento conviviale preparato dai nostri ragazzi di seconda del settore alberghiero. Vi ringrazio tutti per la partecipazione.